Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina vogliamo indagare l'ipotesi della rimozione di Matteo Lepore dalla carica di sindaco di Bologna. Una provocazione, un'iperbole mattutina, un'inutile forzatura polemica della contrapposizione politico-culturale? Oppure un'ipotesi che sgorga dalla realtà, dalla cronaca bolognese italiana degli ultimi giorni, alludiamo a una procedura limite ovviamente, ma che potrebbe essere diciamo validata dalla scarsa frequentazione proprio del concetto di limite comunicativo, ma anche fattuale, che ha dimostrato di avere il primo cittadino di Bologna. Comunque sgombriamo il campo dagli equivoci e dichiariamo subito il documento, il testo, il riferimento della legislazione a cui appendiamo il ragionamento. Si tratta del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo il 18 agosto 2000, che disciplina l'ordinamento, le funzioni e l'organizzazione di comuni, province e città metropolitane. Decreto approvato dal governo Amato II e promulgato con la firma dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, quindi ideologicamente siamo al di là di ogni sospetto. Tra le altre cose, questo testo codifica le eventualità in cui un sindaco può terminare il proprio mandato prima della scadenza naturale, mozione di sfiducia votata dal Consiglio Comunale, decadenza automatica legata a cause di incompatibilità e rimozione per gravi violazioni illustrate all'articolo 142, il quale dice: il sindaco può essere rimosso per atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico. Ora tralasciamo le prime due evenienze, non risulta diciamo turbolento al momento il rapporto di Lepore con la carta e con le leggi ordinarie, e concentriamoci invece su quei gravi motivi di ordine pubblico. Su questo la cronaca degli ultimi giorni qualcosa racconta, e non è una cronaca normale, fisiologica. Non è normale fisiologico in un ordinamento democratico liberale che a mezz'ora in pratica dall'accaduto, dalla tragica morte di Fakir, che aveva, scopriamo stamattina su alcuni giornali, anche aggredito i poliziotti che erano arrivati, anche a morsi. In ogni caso la sua morte è una tragedia. Mezz'ora dopo il sindaco di Bologna convoca una manifestazione al grido di verità e giustizia per Fakir. E quel giustizia per Fakir non è neutro, a maggior ragione detto dall'esponente principale delle istituzioni cittadine. Non può non suonare come una contrapposizione, una critica, una sottolineatura che c'è una colpa dei poliziotti, una delegittimazione della polizia in una città come Bologna, dove la tensione sociale è già altissima, dove c'è una realtà dei collettivi antagonista che non vede l'ora di mettere a soqquadro la città. È sicuramente stata un'uscita avventata che non ha contribuito a rasserenare l'ordine pubblico, tant'è che la sera stessa immediatamente a ruota della manifestazione convocata anche da Lepore c'è stata la guerriglia urbana dei centri sociali. Tra l'altro il giorno dopo in TV Lepore diceva ancora che bisognava portare in piazza la voce delle vittime. Attenzione, perché un conto è dire che la scomparsa di Fakir è una scomparsa tragica. Parlare di vittime implica che ci sono dei carnefici. Siamo sempre nell'ambito dell'ottica giudicante e di contrapposizione contro l'istituto della polizia. E poi Lepore ha detto in TV: se le istituzioni non faranno il loro dovere ci saranno altri disordini, detto dal sindaco della città. Allora le domande sono: come fa a saperlo? Che informazioni ha? Perché lo sa? E se lo sa, perché lo dice serenamente come fosse un opinionista di un talk show e non sta prendendo provvedimenti drastici per evitarli? Ma anzi sembra quasi auspicarli, o quantomeno darli per scontati, se le istituzioni non faranno il loro dovere. In che senso? Cioè un sindaco preannuncia la possibilità di altri disordini perché lo sa che collegamenti ha col mondo antagonista che dovrebbe metterli in atto, e cosa sta facendo per evitarli?
Questo è o non è un gigantesco problema di ordine pubblico? E poi c'è il bilancio della suddetta guerriglia urbana, che non è ovviamente ascrivibile da un punto di vista della responsabilità personale a Lepore, ci mancherebbe, ma da un punto di vista politico il film è stato quello: convocazione della manifestazione, presa di posizione quantomeno ambigua sulla polizia, zero compostezza istituzionale, zero continenza. C'è poi la guerriglia dei centri sociali, c'è il risultato della suddetta guerriglia: 64 agenti feriti, 64, e tra auto bruciate, vetrine sfasciate, imbrattamenti, danni diffusi, un conto approssimativo di 300.000 euro di danni. 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni ovviamente sono una gigantesca ferita, uno strappo nel concetto stesso di ordine pubblico applicato alla sua città. Quindi, al di là delle volontà, non vogliamo dare un'interpretazione per forza malevola delle azioni, degli atti, delle dichiarazioni obiettivamente quantomeno sgangherate di Lepore nei giorni della tragedia, ma sicuramente è sostenibile dire che sussistono gravi motivi di ordine pubblico per cui non è più in grado di esercitare la carica, per cui può essere rimosso dalla carica. Lo dice il testo unico degli enti locali, non Radio Libertà. Nel caso l'iniziativa dovrebbe essere presa da un decreto del Ministero dell'Interno. Non ci sembra peregrino sostenere che l'azione di Lepore può e forse deve essere messa in discussione, sì, per gravi motivi di ordine pubblico. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.